Professor Antonini, dal 2006 la Regione Veneto insegue il sogno dell'indipendenza. Che cosa cambia oggi invece? Qui stiamo parlando di autonomia. Allora, quello che cambia è stata la sentenza della Corte Costituzionale, la 118 del 2015, che ha permesso di svolgere il referendum sulla maggiore autonomia. Questo è stato un passaggio importantissimo perché permette che la proposta della Regione Veneto venga sottoposta agli elettori e una volta che, secondo me, gli elettori del Veneto diranno al 99% di sì a questa proposta, la politica nazionale non potrà più ignorarla. Quindi la grandissima novità di questo è che noi accompagniamo, che la Regione accompagna con un referendum sul consultivo regionale la proposta. Il referendum la politica non può più ignorarlo, perché vuol dire che se il 99% dei veneti dice voglio la maggiore autonomia, e chiunque vorrà essere eletto in Veneto, chiunque a Roma pensa di avere a che fare con il Veneto, dovrà considerare quella che è stata la volontà del corpo elettorale.